Buongiorno a tutti, ben arrivati. Quindi non devo sforzare tanto, solo dire buongiorno, già buono, siete contenti. La psicologia ha studiato la psiche non in profondità, bisogna dirlo, perché tante cose tuttora non sono chiare. Cosa vuol dire inconscio? Dove si trova l'inconscio? Che differenza c'è fra es e io? Dove è l'es? Dove è l'io? Dove è il superio? Cosa sono? È tutto basato, la psicologia, la base della psicologia non si conosce così. No? L'anima è ancora più problematico, perché l'anima non esiste né nella psicologia né nella medicina. E sicuramente un uomo senza anima non è vivo, è un cadavere. Perché l'energia che anima il corpo si chiama anima. L'anima è, possiamo definire l'essere umano come un complesso biologico sottoposto alle forze energetiche che dirige le sue funzioni genetiche, fisiologiche, metaboliche e psicologiche. Queste forze si chiamano anima. Quindi abbiamo energia che anima il corpo. È molto chiaro, in italiano molto chiaro, perché qualcosa che anima si chiama anima. Le energie e come sono differenziate. È ereditata dai nostri genitori, chiamata anima animali. Cos'è questa? Quando lo spermatozoo si incontra con l'ovulo, feconda l'ovulo, scusate, feconda l'ovulo e crea la forza bipolare. La forza bipolare è la forza che mette dinamica e vita nel feto per crescere. Infatti, se prendiamo un ovolo che non è stato fecondato, muore dopo 72 ore, non può sopravvivere. Quindi l'ovolo aspetta, nessuno è arrivato e muore di tristezza. Lo spermatozoo, se non trova l'ovolo e lo feconda, muore di rabbia. Già troviamo differenza anche come morire. Questa forza ereditata che crea il campo magnetico. Ogni corpo ha un campo magnetico e questo campo magnetico è l'anima animale. Molto semplice. Quindi non dobbiamo fare filosofia. Poi vediamo come è fatto questo campo magnetico. La seconda forza è una forza divina spirituale acquisita durante o poco prima del parto e si chiama anima umana. Questa scintilla divina che nel momento che prende la prima ispirazione entra allo spirito, in spirito. Per quello si chiama ispirazione. No? Questa parte è presente solamente nell'uomo. E questa parte viene con un bagaglio informativo della vita passata. Non viene tabula rasa, no, nuova, non c'è niente. No, viene carica di informazioni. E questa parte è quella che si reincarna. È presente solo nell'uomo e rende l'uomo capace di pensare dei suoi pensieri. La terza parte è una forza spirituale acquisita nel momento dell'attribuzione del nome. Questa si chiama spirito guida. Spirito guida è la fonte della nostra intuizione, è la fonte della nostra creatività e innovazione. E se guardiamo questa trinità dell'anima, abbiamo l'anima umana, anima animale e spirito guida che fa una anima. Quindi l'anima dell'uomo è fatta da 3 parti. Allora, se prendiamo queste 3 parti, capiamo da dove deriva la psiche. Cos'è la psiche? Dobbiamo definire cos'è la psiche. La psiche non è altro che l'interazione fra l'energia dell'anima con il cervello e produce la psiche.